Emozioni Le Perle. Raffinatezza, qualità e professionalità. A Barcellona Pozzo di Gotto. Online emozionileperle.it. Macelleria La Favorita dei fratelli Pugliafico. Dal 1997 le carni più fresche e i preparati per tutti i gusti. Macelleria La Favorita dei fratelli Pugliafico, in via Statale Oreto a Barcellona Pozzo di Gotto. Venume, produzione e vendita inerti. Consegna a destinazione in Italia e all'estero. Lavori edili, civili e pubblici. Produzione e consegna di calcestruzzi e conglomerati bituminosi. Venume a San Filippo del Mela. Online venumer.it. L'arte del gusto di Salvatore Bucca, istruttore pizzaiolo associato all'Unione Pizzaioli Sicilia. Rosticceria, pizzeria, gastronomia. I migliori ingredienti per un menù sempre ricco di novità. L'arte del gusto in via Statale Oreto a Barcellona Pozzo di Gotto. Dema, traslochi e mercatino del mobile usato. Noleggio piattaforme, traslochi nazionali ed esteri, servizio consegne e montaggio mobili. Dema a Barcellona Pozzo di Gotto, telefono 090 976 1068. Amici di Musica e dintorni, benvenuti e un caro saluto a tutti da Anna Maria Lanza e Giuseppe Santamaria. Un attimo di fiatone. Di pausa perché c'ho il fiatone, non siamo di certo, o quantomeno non sono abituato, ma non sei abituata neanche tu, infatti. Diciamo la verità. Bene, oggi ci troviamo, Anna, lo possiamo già svelare? Ci troviamo a Milazzo, una città di mare, dove il profumo si sente davvero. Sì, si sente davvero per chi non c'ha il fiatone come me in questo momento. Comunque abbiamo scelto un mezzo di trasporto, come si può dire? Più salutare. Più salutare. È il mio preferito, direi. È il tuo preferito. Ci sono due motivi per i quali abbiamo scelto questo mezzo di trasporto. Il primo ve lo svelo adesso ed è quello di ringraziare il nostro sponsor ufficiale, Max Bici, da sempre amico di Atmosfera Blu. In ogni nostra iniziativa ci è sempre stato molto vicino. Il secondo ve lo svelerò dopo, quasi alla fine della puntata. Ok, allora intanto, come facciamo sempre, Anna tra poco andrà ad incontrare il sindaco. Il sindaco? In bicicletta? Anche in bicicletta se vuoi. Okay. Io andrò a conoscere e preparare il tutto con il primo ospite. Intanto, come al solito, gustatevi un bel momento musicale. Vamos! Ciao! La radio in TV, un'idea che ci siamo portati e ci stiamo ancora portando perché siamo in onda in questa finestra. Salutiamo gli amici di Musica e dintorni, noi siamo per l'appunto in Radio Italiani 60 Messina e quindi anche oggi abbiamo il piacere di avere in studio un giovane talento al femminile che certamente farà parlare di sé. Ne siamo assolutamente convinti, come lo siamo stati per tutti gli altri giovani che hanno preso parte e gli altri prenderanno parte a questo progetto di Giuseppe Santamaria, di Anna Maria Lanza. E quindi salutiamo e subito le chiediamo di presentarsi. Chi?
Mi chiamo Stefania Triolo, vengo da Barcellona Pozzo di Cotto in provincia di Messina. Sono qui perché amo cantare e penso che è un'opportunità bellissima che si dà a tutti i giovani. E quindi tu giustamente stai cercando di sfruttarla. Senti, da quanti anni ti dedichi a questa passione? Circa 10 anni. Circa 10 anni, ma è veramente, scusa, adesso non ti posso chiedere l'età, quindi da bambina, Sì. quasi in fascia eri quando hai cominciato Diciamo. quasi in fasce. Studierai anche tu come gran Sì. parte dei giovani che ti hanno preceduta e che studi stai affrontando? Io vado all'università, sono al secondo anno di scienze motorie e spero di laurearmi al più presto. E di trovare un'occupazione. Sì, questo è il sogno. Sì, senz'altro. Scienze motorie che oltretutto ha a che fare anche con la musica, perché la musica insomma Sì, mi accompagna, induce al movimento. Sicuramente. E a parte questa tua passione, ne coltivi qualche altra? Sì, vabbè, amo ballare e anche questo lo faccio da moltissimi anni. Insomma, Da quando ero... alla fine il cerchio si chiude perché è la musica che Sì, è la protagonista la base della tua vita, e io insieme alla musica ci devo aggiungere necessariamente, sai, un altro sostantivo che dintorni, che risultato viene fuori? È una grandissima opportunità, soprattutto per i giovani, ma anche non ha limiti di età. Certamente. Quindi E chiunque può può praticare. può praticare per affrontare questa esperienza. Io così a corollario vorrei dire che deve restare una passione. Questa non è una competizione, non è un concorso canoro, quindi è una vetrina per l'appunto, il piacere della musica che fa parte della nostra vita, anzi sicuramente la parte migliore e positiva della nostra vita, e così va vista proprio la musica. Se poi magari un sogno nel cassetto domani potesse essere realizzato, bene, altrimenti continuiamo magari a studiare scienze motorie, a laurearci. Allora, incredibilmente vi devo dire che Stefania Triolo ci stupirà, perché presenta una canzone che è una delle classiche della storia della musica leggera italiana, una delle canzoni più importanti e più conosciute al mondo, di un autore versatilissimo, una canzone che proprio quest'anno, ti devo dire Stefania, compie 50 anni di vita, perché è una canzone del 1965 di Pino Donaggio, e la canzone è proprio quella lì, Io che non vivo senza te. Siamo qui, noi soli, come ogni sera,
Buongiorno Sindaco. Buongiorno a voi e benvenuti. Grazie, grazie. Non poteva di certo mancare Milazzo in questo nostro viaggio. A lei l'incarico di presentarci la città. È un incarico complicato perché Milazzo è una città talmente bella e talmente importante che presentarla con tempi televisivi non è facilissimo. Vi posso dire che Milazzo è una città che attraversa la storia d'Europa. Dai primi insediamenti abitativi che risalgono al 4000 a.C., quindi al Neolitico, per finire alla Prima Guerra Mondiale con le imprese del nostro eroe nazionale Luigi Rizzo. Una città con tante caratteristiche apparentemente anche contrastanti, è una città industriale però allo stesso tempo ha una natura splendida e rigogliosa che la rende una vera perla. È una città che negli anni si è distinta per la capacità di affermarsi nei mercati anche internazionali, penso al settore del florovivaismo, alla capacità, alla bravura dei nostri imprenditori agricoli. È una città che è riuscita a conquistare una grande fetta del mercato turistico, ovviamente ancora molto si deve fare in questa direzione. Milazzo è poi un porto naturale e questo ha caratterizzato un po' tutta la sua storia. E io credo che possa e debba caratterizzare anche il suo futuro. Noi ci crediamo molto nella possibilità di mantenere un livello di sviluppo, di crescita e di occupazione alto nel nostro territorio sviluppando la portualità. E poi siamo fra due mari, abbiamo il nostro mare di Levante e il mare di Ponente, in realtà il mare è uno, ma ovviamente essendo Milazzo una penisola è come se ne avesse due, con caratteristiche assai diverse. Se andrete in giro vi accorgerete proprio oggi che è una giornata splendida di quanto può essere affascinante un territorio che apparentemente presenta delle contraddizioni, e mi riferisco alla presenza della zona industriale anche importante e allo stesso tempo di una natura così bella. Stiamo per diventare un'area marina protetta e questo è un altro piccolo tassello che mettiamo nella vicenda di questa città e che noi ci auguriamo ci possa portare molto presto ad un cambio radicale dell'impostazione anche economica del nostro territorio. Questo è un tema naturalmente che non riguarda solo Milazzo, riguarda più complessivamente il comprensorio che ha conosciuto uno sviluppo industriale importante in anni in cui era quello il modello economico di riferimento, ma che oggi, acquisita piena consapevolezza della bellezza del territorio, del suo potenziale culturale, artistico, naturalistico, prova ad emendarsi, prova ad emanciparsi rispetto a quel modello. E allora siamo impegnati su questo tutti insieme, c'è tutta la città che è convinta della possibilità di fare un salto in avanti e di cambiare anche le sorti di questo territorio. Grazie davvero Sindaco per questo suo intervento e la voglio informare che noi siamo arrivati a Milazzo in bicicletta. E avete fatto bene perché Milazzo, che è una città pianeggiante con tantissime bellezze, si visita meglio in bicicletta. È vero, dovremmo è vero. Tutti imparare a usare un po' più la bicicletta, a iniziare da me che sono tendenzialmente pigro. Quindi buona pedalata. Ah, ok, grazie. Vediamo Giuseppe intanto se si è ripreso da questa pedalata. A dopo. Porta sulla tua tavola l'antica tradizione del pane di Sicilia. Il pane della nonna, con gli stessi ingredienti di una volta. Solo antiche farine di Sicilia, il lievito naturale di nostra produzione, acqua, sale e tante ore di riposo per una ricetta tutta naturale. Un'attenta cottura nel forno a legna ne esalta il sapore per regalarti un gusto unico. Per il benessere della tua salute trovi anche un'intera linea di prodotti biologici certificati. Lo trovi a Barcellona, Brolo e Milazzo. Realpane, tutta la bontà che cercavi. A casa, in ufficio o in negozio, prenditi una pausa, risveglia i sensi, assapora il piacere di un buon caffè cremoso e ricco di aroma. Espresso Italia offre la soluzione più adatta alle vostre esigenze, con vendita di cialde, capsule originali e compatibili, caffè in grani e macinato, con diverse varianti di miscele. Espresso Italia propone vari modelli di macchinette per caffè in vendita o in comodato d'uso. Preoccupatevi di scegliere la vostra miscela preferita. All'arresto ci pensa Espresso Italia, via Papa Giovanni XXIII, 335 Barcellona. Telefono 090 976 2261. Il piacere di un buon caffè. Benissimo, io mi sono un po' ripreso, Anna, dalle fatiche, anzi non ho avuto il tempo, posso dire anche la verità, perché qui è inutile nascondersi, perché siamo scesi dalla bicicletta e abbiamo preso, diciamo così, la via in salita di un luogo straordinario di Milazzo.
E altrettanto straordinario è l'ospite che ho il piacere di avere qui accanto a me, una conoscenza che diciamo così ci lega e ci porta diversi anni indietro. Sto parlando dell'amico regista nonché assessore di questa attuale amministrazione, Salvatore Presti, che saluto e ringrazio immensamente. Ciao Giuseppe, è un piacere ritrovarti. Ti vedo in grande forma, non ci vedevamo da un po' di anni, eh? Bene, è una bella avventura. Significa che i propositi sono sicuramente buoni. I propositi sono belli, le cose che sto facendo spero lo siano altrettanto. E No, grazie non a ho te dubbi. invece per l'interesse verso questa realtà. Ci proviamo, noi ci troviamo adesso con Salvatore in un luogo veramente fondamentale quando si parla di Milazzo, e cioè il castello. Il castello è il terminale, ma direi che il punto di conclusione di una storia che riguarda la storia d'Europa. La storia d'Europa passa attraverso Milazzo, parte dal porto, arriva lungo il quartiere spagnolo e si conclude in tutte le sue manifestazioni, attraversando i secoli, dalla preistoria fino alla prima guerra mondiale, si conclude proprio in questo luogo, dove gli insediamenti, dove le varie cinte, la storia raccoglie veramente quella che è la storia della Sicilia, ma la storia dell'Europa, con tutte le dominazioni che sono presenti qui. Io approfitto perché abbiamo preso appunti su quelli che sono alcuni aspetti particolari, e ce n'è uno che è molto curioso, che ci lasciamo per la fine, ma un aspetto interessante e particolare riguarda le mura medievali di questo castello. Le mura medievali, sì, è una delle prime curiosità, se vogliamo anche un po' misteriosa. Lungo appunto questa pietralavi che è scolpito un disegno che alcuni attribuiscono appunto a un falco, l'occhio di un falco, oppure addirittura uno scarabeo, secondo cui la postazione del sole che andrebbe sugli occhi dello scarabeo determinava la lettura delle stagioni da parte della popolazione, nell'equinozio di primavera ovviamente. Quindi sono simboli esoterici, diciamo misterici, che stanno proprio sulle mura medievali. Capisco. E all'inizio del Novecento è stato rinvenuto un reperto molto particolare. E anche qui è un reperto che oggi si può trovare al Museo Criminale di Roma, è una gabbia di tortura con all'interno uno scheletro senza gli arti inferiori. Quindi anche su questo gli studiosi sono ancora alla ricerca di nuove fonti per cercare di capire che tipologia di strumento sia. E questo è un luogo che offre veramente tanto per gli studiosi, perché sicuramente ancora ci saranno delle cose da scoprire, no? Da verificare, da mettere a... Io credo che qui ci sia una dimensione storica ancora da approfondire. Qui hanno studiato i più grandi archeologi della storia, tra cui mi piace citare Bernabo Brea. Presto in questo monastero delle Benedettine avremo una sala museale dedicata proprio ai reperti rinvenuti al castello. C'è una dimensione storica, ma io non vorrei che si abbandonasse anche la dimensione della contemporaneità. Noi abbiamo avuto una straordinaria arena per gli spettacoli in questo scenario meraviglioso. Abbiamo anche una parte che diciamo il mastio, dove mi piacerebbe che si concludesse con l'epopea garibaldina, perché Milazzo appunto nel mondo ha anche una narrazione di questo tipo. Il Risorgimento è passato da Milazzo, per cui la narrazione è complicata, c'è una dimensione storica ma c'è anche una dimensione contemporanea da raccogliere, e credo che il castello come scenario veramente sia merita. Seriamente importante. Io proprio in questa arena che il castello, diciamo così, offre per gli spettacoli, ho mosso i miei primi passi da musicista, perché suonando con un gruppo folcloristico, tra l'altro proprio di Milazzo, insomma gli appuntamenti che si svolgevano all'interno di questo castello erano veramente molteplici, per cui da piccolo mi ricordo insomma che ho ammirato tra virgolette da incompetente, no? Però ecco già il fascino che il castello dava a me bambino è veramente noi abbiamo fatto notevole. Quest'estate degli spettacoli, e devo dire per esempio mi ha colpito molto durante la sua esibizione Peppe Servillo con i Solis Quartet, un bellissimo lavoro di sperimentazione sulla musica napoletana, che ha fatto uno spettacolo straordinario, e ogni tanto si girava e diceva: ma guardate in che posto meraviglioso mi sto esibendo. Assolutamente. E questa è la marcia in più. Assolutamente, non possiamo che dire che essere d'accordo. Qui ecco, concludiamo con una curiosità davvero. C'è un mistero ambientato al castello. E c'è un mistero, sì, oggi facciamo questa rivelazione straordinaria. Ovviamente in un luogo in cui si racchiude tanta storia non può mancare questa leggenda di questa suora, diciamo, che ebbe questo forte innamoramento in ambito militare probabilmente, e scoperta pare sia stata sepolta viva. Molti giurano che girando
a certi orari la notte, dice ma forse si è dimenticato, c'è una signora vestita da suora, molti giurano di averla vista, che è ancora oggi vagante per i luoghi di questo castello. Bene Salvatore, noi ci rivedremo tra poco, ecco, per i saluti finali insieme al sindaco. Intanto ti posso già anticipare che noi stasera lasceremo qui Salvatore Siragusa, che tu conosci bene, il nostro regista, ma lasceremo soprattutto Fortunato qui all'interno del castello per capire, ecco, se in effetti incontrerà la signora vestita di nero. Quindi Fortunato, trovati una postazione comoda e ci rivediamo dopo. Noi intanto adesso andiamo in musica. Grazie Salvo. Grazie a te, ciao. Max Bici, negozio specializzato vendita bici e accessori, assistenza specializzata a biciclette, grande esposizione e officina. Max Bici, a Barcellona Pozzo di Gotto e Messina. Online maxbici.it. Waited till I saw the sun. I don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. I don't know why. La Rosa dei Venti. In uno scenario indimenticabile, abbiamo deciso di raccogliere lo stile e di creare un luogo in grado di regalarvi grandi emozioni e di accompagnarvi nei vostri momenti importanti. La Rosa dei Venti a Campogrande. La magia di un luogo senza tempo. Della notte spalancata sul mare ci sorprese che eravamo sconosciuti, io e te. Poi nel buio le tue mani d'improvviso sulle mie. È cresciuto troppo in fretta questo nostro amore. Se telefonando io potessi dirti addio, ti chiamerei. Se io rivedendo ti fossi certa che non soffri, ti rivedrei. Se guardandoti negli occhi sapessi di Mariangela.
Eccoci qua in compagnia del secondo ospite. Poi per me riprendere la linea dopo un video musicale che tra l'altro ci riguarda in prima persona è sempre una grande soddisfazione, perché ci riporta indietro, quindi a rivivere le straordinarie coemozioni del Tour 2015 aspettando quello 2016. Dicevo, in compagnia del secondo ospite, l'assessore dottoressa Piera Trimboli, che qui a Milazzo adesso con noi e con voi ha un ruolo importante, perché intanto ci troviamo in una meraviglia straordinaria e ha il compito di raccontarcela. Esatto, intanto buongiorno, vi ho voluto portare qui in questo angolo di paradiso, a mio avviso. Siamo a Capo Milazzo, che è uno dei siti più affascinanti, direi, proprio della Sicilia, sia da un punto di vista paesaggistico che naturalistico. Da qui possiamo ammirare appunto questo promontorio e quindi questa penisola che è Milazzo. In realtà in origine si trattava di un'antichissima isola che successivamente con un istmo alluvionale praticamente è diventata penisola. Ha una storia veramente lunghissima, nei millenni addietro, è abitata fin dal Neolitico e con i suoi colori forti che potete benissimo apprezzare, dal verde al marrone bruciato della roccia, al blu scintillante del mare, con tra l'altro di fronte un panorama mozzafiato e le nostre bellissime isole Eolie. Assolutamente sì. Ma non solo panorama mozzafiato, perché qui le attività sono veramente molteplici, infatti è possibile anche fare delle escursioni. Sì, in merito alle escursioni io ne suggerirei alcune, cioè intanto possiamo percorrere il sentiero che porta a Monte Trino, che è il punto più alto del promontorio, e con una camminata di circa 20 minuti ci consente appunto di vedere un panorama meraviglioso, apprezzando sia il lato del Golfo di Milazzo, il Golfo di Patti, alle spalle la catena montuosa dei Nebrodi e dei Peloritani e in fondo la mole dell'Etna, quasi sempre innevata, e poi Capo Calavà, Capo d'Orlando e ovviamente, ripeto, l'arcipelago eoliano di fronte. Certamente, per cui questa è una delle escursioni da fare assolutamente. Esatto. Ed è una. Andiamo avanti. Un'altra proposta potrebbe essere quella della Baronia, è un sentiero da percorrere sull'altro versante, laddove sarà possibile giungere fino a Punta Mazza con la baia di Rinella, e sull'altro lato invece la roccia scende in modo molto più dolce su quella che è la baia del Cirucco. Sempre percorrendo questo sentiero è possibile anche vedere il faro di Milazzo, tuttora funzionante. Esatto, che è raggiungibile attraverso una scalinata. Ritengo opportuno, ovviamente poi il percorso può proseguire fino ad arrivare all'estrema punta di Milazzo, che basta è la punta messinese. E voglia, ma quando sei qui la voglia viene, anche perché appunto i panorami che si possono apprezzare da questo punto ripagano sicuramente delle fatiche. Esatto. Assolutamente sì. Un'altra escursione da consigliare ai visitatori di Milazzo è inevitabile la circumnavigazione della nostra bella penisola. Io suggerirei di partire dalla zona di Vaccarella, che è la zona dei pescatori. Per intenderci. Proseguendo si può apprezzare la spiaggetta di Croce di Mare, una zona balneare per i milazzesi, laddove troviamo come caratteristica una statuetta della Madonnina posta su uno scoglio. E poi continuando appunto con il nostro giro dal mare potremo apprezzare una serie di cale, di spiaggette da Punta Rugno, Punta Mazza e Punta Messinese, fino ad arrivare, io suggerirei di proseguire fino alla zona del Tono. La baia del Tono, che noi chiamiamo localmente Engonia del Tono, un etimo di origine greco che significa spiaggetta nascosta. Ecco, comunque riparata per così dire dai venti. Capo Milazzo non si limita alla terraferma, ma si estende anche sotto il livello del mare, infatti i suoi fondali in particolare sono davvero vari. Infatti possiamo dire che il nostro mare limpido in realtà riserva delle sorprese sicuramente maggiori, forme di vita interessanti, colori forti e degli scenari molto affascinanti. Per quanto riguarda la vegetazione è da sottolineare la vastissima prateria di Posidonia, che è una pianta acquatica da non confondere con le alghe, le comuni alghe, e che ha una grande importanza per quanto riguarda l'equilibrio dell'ecosistema marino. Infatti la massiccia
presenza di questa pianta, appunto, che va da Vaccarella fino ad arrivare al Tono, con la sola eccezione delle zone rocciose, laddove ovviamente non riesce a fissarsi, è per così dire un termometro di salute del nostro mare, perché questo tipo di pianta infatti non riesce a sopravvivere laddove ci sono delle alterazioni qualitative dell'acqua, e quindi questo è un chiaro segno che il nostro mare gode di buona salute. Di buona salute. Io mi sento di aggiungere, e così concludiamo questo momento e vi lasciamo con le immagini, la profondità del fondale, che è stato anche così sfruttata questa caratteristica per dei campionati mondiali di immersioni nel 1991, e inoltre un mare così naturalmente non può non offrire sicuramente grandi possibilità di pesca sotto il profilo credo anche sportivo, ma anche naturalmente legato a quella che è l'economia di questa straordinaria Milazzo. Noi con l'assessore ci vedremo per i saluti finali nella stanza del sindaco, che avete già conosciuto. Intanto vi lasciamo in compagnia di qualche sequenza ancora di immagini, perché io devo raggiungere Anna, che mi aspetta in un luogo davvero incantevole, sempre a Milazzo. Ci vediamo dopo. Ok. Ecco dove sei. Ciao! Ciao! Io sono arrivato e ho detto ai nostri amici che ci seguono: vado a raggiungere Anna in un luogo incantevole, ma non pensavo così incantevole. Hai visto. Diglielo tu dove siamo. Siamo alla Baia, a Capo Milazzo. Capo Milazzo, ristorante, sala, ricevimenti, un luogo davvero incantevole, stupendo. Io tra l'altro ho detto ora porto qualcosa da bere ad Anna, qualcosa di fresco. Hai visto? Ci ho pensato io, ti ho aspettato. Ma molto bene, quindi allora noi andiamo a fare un bel brindisi. Vi do appuntamento a venire a visitare questa struttura di nuovissima concezione proprio qui a Capo Milazzo, adatta ad ogni vostro evento, dalla serata romantica al giorno più romantico della vostra vita, il giorno del vostro matrimonio, perché no? Quindi tutte quelle che sono le cerimonie importanti. Perciò mi raccomando, la Baia, Capo Milazzo. Cin cin. Anche oggi al gran completo siamo arrivati alla conclusione e sinceramente dopo una puntata così ricca, così devo dire anche all'insegna di un'allegria particolare, di un'atmosfera magica che si è creata con i nostri ospiti, e dire che siamo arrivati alla penultima puntata, insomma, mi comincia a stare stretto, quindi non lo so, o ci inventiamo delle altre puntate, andremo a bussare alla porta di altri sindaci, oppure ricominciamo da capo, quindi questo lo penseremo dopo. Bene, io ho da dire, prima di passare la parola ai nostri ospiti, una cosa importante che ho detto ad inizio puntata. Come avete visto siamo arrivati in bicicletta e ho detto che c'erano due buoni motivi. Il primo l'ho svelato ed era quello di ringraziare il nostro sponsor Max Bici, ma l'altro, quello più sincero, è il fatto che girando ogni giorno in tantissime belle località ci siamo sempre poi soffermati, anzi fermati a pranzo, e quindi non è l'effetto delle telecamere che siamo un po' più larghi, è proprio una cosa vera, è quella, abbiamo preso qualche chilo in più noi. Non vi dico chi sta dietro le telecamere, già anche tra una telecamera e l'altra devono creare più spazio perché si sono parecchio allargati, quindi era questo il vero motivo. Benissimo, detto questo concludiamo come è giusto fare, cioè dandovi gli spunti e dandovi modo di prendere gli appunti per quelle che sono le frasi standard, io ormai le chiamo così, con le quali salutiamo dai nostri paesi. Quindi all'assessore Trimboli la domanda più indicata in questo caso è quella riguardante la cucina, quindi cosa non può non assaggiare il turista che viene a Milazzo? Il turista deve necessariamente assaggiare i nostri piatti a base di pesce, e ovviamente in tutte le varie proposte che i nostri ristoratori offriranno. Per chi vuole usare qualcosa e andare oltre, quindi provare anche qualcos'altro, io consiglierei quelli che noi definiamo i mulinceni di chini, cioè le melenzanine ripiene, che sono veramente una specialità.
e abbiamo detto questo possa bastare già dal certo, punto di vista calorico. è certo, è già abbondante, anche perché guarda, io che sono veramente si può dire un appassionato, un estimatore della cucina a base di pesce, insomma le mie fermate sono abbastanza lunghe. Se poi vogliamo osare ed assaggiare altro, abbiamo detto quello che, quindi prendete punto, Murincianelli chini o ghini, come si dice insomma anche dalle altre parti. Allora, all'assessore Presti, che lui non mangia, facciamo una domanda invece, Salvo. Chiaramente mi permetto di scherzare, ci conosciamo da tanti anni, ma con te parliamo di aneddoti, di leggenda, di storia. Anche di storia, perché nelle narrazioni di Milazzo nel mondo, credo che in qualunque libro di storia la figura di Garibaldi è importante. Qualunque ragazzo che studi storia nel mondo troverà accostata la figura di Garibaldi alla città di Milazzo. Per cui fonti anche attendibili di questa storia garibaldina ci raccontano addirittura di un momento di riposo di Giuseppe Garibaldi sugli scalini della chiesa di Santa Maria Maggiore, e si fermò a mangiare pane e cipolla. Ma pensa un po', perché nessuno vuol dire gli ha preparato una Murincianelli ghina? Mannaggia, un po'. Semplicità. Allora concludiamo con il sindaco, al quale faccio la domanda, insomma, proprio da rivolgere al sindaco, perché noi stiamo portando anche avanti un messaggio legato a quelle che sono le tradizioni, quindi non possiamo non parlare di dialetto locale. Milazzo o i milazzesi in dialetto locale? Ma intanto sono convinto che vi siete divertiti a girare in bici per la nostra città. Assolutamente sì. E quindi da Milazzo i milazzisi vi augurano di tornarci presto per divertirvi ancora. Ma noi ci torneremo presto, anche perché sicuramente, non sappiamo quando, ma sicuramente riusciremo a fare quella che è la nostra passione, quindi a portare la nostra passione nella città di Milazzo, e cioè fare spettacolo. I presupposti ci sono e c'è tanto entusiasmo anche per questo, e a noi non manca. Quindi davvero un grazie per l'accoglienza, ecco, con la quale ci avete dato la possibilità di vivere questa bella giornata. Anna, ricordiamo anche dove siamo stati, perché è giusto, ecco, dare sempre lo spunto per essendo seguirci. arrivati alla 12ª puntata, direi. Siamo partiti da Barcellona Pozzo di Gotto, Condrò, Santa Teresa di Riva, Sinagra, Montagna Reale, Galati Mamertino, Falcone, Montalbano e Licona, Floresta, Santa Lucia del Mela e Sant'Angelo di Brolo. Ecco, avete capito perché vi dicevo che abbiamo preso qualche chilo? Perché insomma, vuoi o non vuoi, devi... Tutti questi paesi, abbiamo dato soddisfazione all'aspetto culinario di ogni paese che ci ha ospitato. Va bene, vi rimandiamo al nostro sito www.musicaedintorni.eu con tutte le curiosità, compresi i proverbi, i piatti e quant'altro, e ci vediamo naturalmente alla prossima per l'ultimo appuntamento, per la puntata finale. Signori da Milazzo, grazie e buona giornata a tutti. Ciao! Emozioni Le Perle. Raffinatezza, qualità e professionalità. A Barcellona Pozzo di Gotto. Online emozionileperle.it. Centro estetico Coccole di Benessere. Grandi marchi, qualità ed innovazione sempre al passo con i tempi. Specializzati in make-up, laser a diodo e trucco semipermanente. Scopri tutte le news sul profilo Facebook. A Barcellona Pozzo di Gotto, via Matteotti, zona Sant'Andrea. Estetica e benessere. Cerchi o vuoi imparare uno strumento musicale? Ma che musica è quello che cerchi? Strumenti musicali, accessori, scuola di musica, sala prove e registrazione e libri per studio e divertimento. Ci trovi a Barcellona Pozzo di Gotto, in via Statale Sant'Antonino 377, sul web www.machemusica.net. Sympathy. Rosticceria, rustici mignon e micro per compleanni e aperitivi. Polli alla brace. La domenica lasagne, cannelloni, pasta al forno, involtini di melanzane. Bontà e cortesia? Sympathy, a San Pietro di Milazzo, telefono 090 929 5519. Cycle Band. Emozioni intense per un mondo che vuole accompagnare i bambini da 0 a 14 anni nella loro istintività. Perché vestirsi possa essere un gioco. Cycle Band a Barcellona Pozzo di Gotto, via Kennedy 136.